In casa Acragas, conferenza stampa dopo la finale playoff contro la Correggese a Fondi e le polemiche insorte, lo stato di salute dello staff e il tracciato futuro. Davide Saglia. Per quelle emozioni, per tutto quello che noi abbiamo dato. Il nostro impegno lo abbiamo ampiamente dimostrato e continueremo a dimostrarlo, ma adesso vogliamo chiarezza. Parla così Silvio Alessi e lo fa a 48 ore dalla finale playoff persa a Fondi contro la Correggese. Dalla conferenza stampa viene lanciato il diktat. Serve almeno l'illuminazione per presentare la domanda ed avere la possibilità di essere ripescati in Lega Pro. Alessi, analizzando il fenomeno Acragas dal punto di vista sociale e sportivo, non nasconde le sue ambizioni e ammette che la Serie D per il prossimo anno gli sta stretta. Il patron chiede poi l'intervento dell'amministrazione, invocando un faccia a faccia definitivo col sindaco Zambuto per risolvere una volta per tutte la questione stadio, incontro che da quanto filtra potrebbe avvenire già in settimana. Senza garanzie sull'impianto sarà quindi difficile programmare la nuova stagione, per questo viene annunciata una settimana di pausa per risolvere le situazioni in bilico con il governo di città, governo a cui ricordiamo manca ancora ufficialmente la delega allo sport. Siamo un bivio importante per questa squadra, dobbiamo capire se proseguire le nostre richieste per quanto riguarda un eventuale ripescaggio o dobbiamo fermarci e continuare l'anno prossimo con un campionato di Serie D. È chiaro che dopo tutto quello che abbiamo fatto, quell'entusiasmo che c'era domenica sugli spalti, quella partita così entusiasmante che poi purtroppo abbiamo perso, quindi tutto quello che abbiamo fatto non deve essere vanificato da piccole cose che si possono sicuramente mettere a posto. Quindi oggi come dirigenza ci fermeremo una settimana, però prima di una settimana io chiederò un incontro con l'amministrazione comunale, perché la domanda di ripescaggio purtroppo oggi non dipende dalla società ma dipende da quei piccoli lavori che bisogna fare allo stesso Seneto. Quindi io chiederò un incontro col sindaco Zambuto e in tutta onestà e chiarezza ci guarderemo negli occhi e diremo, lui dovrà dirmi quali sono gli interventi che si possono fare e quali che non si possono fare. Noi capiamo tutte le problematiche che il Comune può avere magari nell'investire dei fondi sullo stesso Seneto, perché sappiamo tutti che i comuni oggi hanno una situazione economica disastrosa, però noi metteremo anche la nostra collaborazione per capire bene e saremo comprensivi per capire bene se questi lavori si possono fare o non si possono fare, perché da questo dipende tutto quello che noi andremo a programmare. A prescindere dalla categoria pare essere certa la conferma di Pino Rigoli. Il tecnico presente in conferenza ha ribadito di stare bene ad Agrigento e di voler continuare il progetto Acragas, volontà ribadita anche dal presidente Alessi. Ma sicuramente si ripartirà da Rigoli se noi, intanto non abbiamo ancora parlato con il mister, quindi io mi auguro che nel frattempo non arrivano delle proposte allettanti per il nostro allenatore, perché è un allenatore vincente, un allenatore che sa il fatto suo, quindi sicuramente molte squadre si cominceranno a fare avanti. Io voglio dire, è chiaro che a Rigoli mi siederò con Rigoli nel momento in cui avrò chiaro il mio progetto futuro, quindi se il mio progetto futuro sarà la Lega Pro o anche la Serie D ci sarà, però oggi non mi sento di parlare con l'allenatore perché voglio capire prima io come società quello che devo fare.